penso che nel 2025 sia già assurdo che si debba sottolineare la circostanza che una donna possa ricoprire il ruolo di assessore. È pur vero che sì, mi rendo conto di essere l'unica donna in giunta, ma il sindaco e i colleghi di giunta hanno deciso comunque di darmi fiducia e mi sono state affidate delle deleghe particolarmente importanti come la delega del personale, con la quale stiamo facendo un ottimo lavoro, procedendo con le assunzioni che non si facevano al Comune di Catania da oltre 34 anni, la delega alla digitalizzazione e innovazione tecnologica. Abbiamo approvato di recente il piano triennale della tecnologia, dell'innovazione tecnologica. Stiamo cercando di riportare il Comune di Catania ai livelli di altri comuni d'Italia, dei comuni d'Italia che hanno un'innovazione tecnologica maggiore. Mi è stata affidata la delega ai beni confiscati alla mafia, la delega agli affari legali, il randagismo, pari opportunità, politiche giovanili. Quindi ho talmente tante deleghe, alcune delle quali appunto, ripeto, anche di spessore, che non mi sento onestamente di avere nulla di meno rispetto ai colleghi uomini. Devo dire che anche nell'ambiente lavorativo non noto assolutamente alcuna disparità di genere. Certo, non possiamo negare che noi donne sotto certi aspetti abbiamo delle difficoltà sicuramente di carattere organizzativo maggiori rispetto a quelle che hanno gli uomini, perché diciamo che per tradizione, per cultura, la donna, soprattutto quando è anche mamma, è tenuta ovviamente ad avere anche dei doveri familiari ai quali chiaramente non si può sottrarre, quindi l'organizzazione e la gestione della vita quotidiana può risultare leggermente più complessa. Questa è la vera sfida secondo me nel 2025, cioè quella di riuscire a fare in modo che la donna possa realmente svolgere, ma questo vale sia per l'attività politica ma anche per l'attività lavorativa in generale, cioè le donne che ricoprono ruoli manageriali, che ricoprono ruoli importanti anche all'interno della pubblica amministrazione. La vera sfida è quella di fare in modo che ci sia un welfare delle politiche sociali che consentano alla donna di potersi organizzare al meglio per non notare, non far sentire, non avvertire né all'interno della famiglia né all'interno del luogo di lavoro questa disparità di genere che appunto non dovrebbe più esistere nel 2025. Guardi, io le dico intanto che quando il sindaco ha deciso di dare a me la delega alle pari opportunità, in quanto appunto unica donna, l'ho trovata una scelta non scontata, nel senso che secondo me, appunto, ripeto, per tutto quello di cui si è parlato tanto in questi anni, per tutte quelle che sono le iniziative, questa delega avrebbe serenamente potuto averla anche un uomo, anzi, secondo me il lavoro maggiore va fatto proprio sugli uomini, perché noi donne ormai tanti stereotipi li abbiamo abbattuti, però probabilmente ci sono ancora degli uomini che questo non l'hanno fatto e quindi stiamo agendo chiaramente nei confronti dei giovani, perché quella cosa importante è sensibilizzare le coscienze dei ragazzi. Tanti ormai hanno degli esempi in famiglia di donne comunque molto attive, delle donne che hanno fatto carriera, quindi anche gli stessi giovani man mano che crescono e vedono in casa che la madre è un esempio proprio di pari opportunità, anche loro crescono con questa mentalità, però non in tutti i quartieri, non in tutte le scuole. Questo avviene, ci sono invece delle realtà dove noi appunto troviamo diciamo delle scuole, soprattutto di quartieri un po' considerati periferici, dove noi invece riscontriamo che i ragazzi non sono assolutamente abituati a vedere figure femminili in posizioni apicali e quindi il lavoro maggiore secondo me va fatto con loro, proprio perché bisogna intervenire da piccoli per sensibilizzare le coscienze. Io credo che il vero problema stia altrove, non ho mai badato, io faccio l'avvocato nella vita e sono abituata a essere chiamata avvocato, di recente qualcuno avvocata, avvocatessa, ma in realtà per me gli appellativi, i nomi sono, sì, probabilmente dico, possono appunto in maniera marginale contribuire, ma nella sostanza dobbiamo intervenire. Comunque ci sono tanti segnali di miglioramento, se ci fate caso anche proprio nella nostra città il prefetto è donna, anzi la prefetta, visto che stiamo parlando di sostantivi femminili e maschili. Il prefetto è donna, abbiamo il presidente del consiglio donna, il consiglio comunale per la prima volta può contare un numero di 7 donne in consiglio su 36, quindi comunque un numero abbastanza importante. Sta crescendo, ecco, il numero anche delle donne in politica, il numero delle donne impegnate attivamente cresce sempre di più, quindi io sono fiduciosa.